Ad una settimana dal massacro dei coniugi Nicolasi a Rolle di Cison di Valmarino, ancora mistero sull'autore del feroce duplice delitto. In paese serpeggia la paura per un assassino ancora in libertà. Questa mattina in aula Bunker a Mestre, udienza preliminare nel procedimento a carico dei 3 kosovari affiliati all'ISIS, arrestati lo scorso marzo con l'accusa di aver progettato un attentato a Venezia. Sottraeva le tessere bancomat agli anziani ricoverati in una struttura di assistenza di Padova e rubava loro i soldi, infermiera arrestata dai carabinieri. Elezioni politiche dai vertici regionali di PD e Movimento 5 Stelle, un ossequio all'ipotesi di un eventuale accordo di governo. Intanto i grillini chiedono un passo indietro agli eletti espulsi dal movimento per lo scandalo rimborsi. 8 marzo, festa della donna all'insegna di iniziative contro la violenza di genere per la parità. Da segnalare in diverse città il saccheggio degli alberi di mimose ad opera di abusivi. Polemica sulla sanità, mamma di Castelfranco critica la pediatra del figlio su Facebook, la dottoressa la cancella dalla lista dei pazienti. Domani, questa sera alle 21:15, la diretta per raccontarvi le immagini e le voci del tradizionale processo alla vece a Ponte Dante a Treviso, una tradizione imperdibile. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ad una settimana dal massacro dei coniugi Nicolasi a Rolle di Cison di Valmarino è ancora buio e mistero sull'autore del feroce duplice delitto ed intanto in paese serpeggia la paura per un assassino ancora in libertà. Sentiamo. Manca l'arma del delitto, manca il movente. L'unica cosa certa ad una settimana esatta dal massacro dei coniugi Nicolasi è che Loris e Anna Maria sono stati uccisi con inaudita ferocia e che l'assassino o gli assassini hanno infierito sul corpo del marito con una decina di coltellate, modalità che induce a pensare che l'omicida fosse mosso da un odio profondo e che probabilmente conoscesse la coppia e la loro abitazione, ipotesi che comunque non esclude le altre, a partire da quella del balordo tossicodipendente che nei giorni precedenti al delitto era stato visto aggirarsi nel borgo di Rolle. Secondo quanto riferito dalla stessa Anna Maria ad un'amica, sarebbe stato sorpreso a dormire nel fienile della casa di via Marzolle ed avrebbe avuto un diverbio con la donna. Dell'uomo gli inquirenti conoscono nome e cognome, lo stanno cercando per interrogarlo, ma di lui si sono perse le tracce proprio dal giorno dell'omicidio. Altra presenza sospetta segnalata agli inquirenti dai residenti della piccola frazione di Cison di Valmarino, quella di un uomo che faceva l'autostop poco oltre l'abitazione dei coniugi il giorno del massacro, ed ancora un misterioso furgone notato in sosta a poca distanza dalla casa. Tentativo di rapina finito nel sangue. Stupisce però che, se di questo si trattasse, l'omicida non abbia prelevato nulla dalla casa, nemmeno i portafogli delle vittime, per quanto con poco denaro dentro. Vendetta per motivi ancora oscuri di qualcuno che gravita nella cerchia dei rapporti e delle relazioni dei coniugi. Anche questa pista è battuta dagli inquirenti, che stanno continuando a sentire parenti, amici e conoscenti della coppia alla ricerca di un eventuale movente che giustifichi tanta ferocia. Sentita più volte la figlia, Catiuscia, che viveva con i genitori nel rustico di Rolle, a ore dovrebbe essere sentito anche l'altro figlio della coppia, Eddie, rientrato dalla Germania dove lavora. Intanto, più passano i giorni, più cresce la paura degli abitanti del borgo, preoccupati della presenza di un assassino ancora in libertà. Ed ora la cronaca giudiziaria da Venezia, perché questa mattina in aula Bunker a Mestre l'udienza preliminare nel processo a carico dei 3 kosovari affiliati all'ISIS, arrestati lo scorso marzo con l'accusa di avere progettato un attentato a Venezia. Sentiamo al telefono Ilaria Marchiori. Pronto Ilaria? Ci sei? Buongiorno da Mestre, si è aperta questa mattina nell'aula Bunker l'udienza preliminare di fronte al giudice vicinanza e i difensori dei 3 kosovari arrestati lo scorso marzo con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo per aver costituito a Venezia una cellula affiliata all'ISIS che secondo la Digos stava progettando un attentato proprio nel centro storico lagunare. Con grande probabilità il processo si farà con rito abbreviato, nel caso di condanna i 3 potranno usufruire dello sconto di 1/3 della pena, ma il giudizio si svolgerà sulla base delle sole carte che sono state raccolte dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, senza poter acquisire testimonianze favorevoli alla difesa.
Nel caso in cui i 3 imputati non dovessero chiedere un rito alternativo, il processo finirà a dibattimento. Comunque la decisione verrà presa proprio in giornata. A sostenere la pubblica accusa la PM Crupi, che nonostante da qualche tempo sia stata trasferita a Milano, è la persona che conosce meglio in assoluto la vicenda, visto che l'ha seguita proprio passo passo dall'inizio. Ricordiamo tra l'altro che tra i vari elementi di prova depositati dalla Procura ci sono numerosissime intercettazioni telefoniche e ambientali. Anche in base a queste i 3 sono ritenuti molto pericolosi in quanto erano inseriti in un preciso organigramma criminale avente ad oggetto l'esaltazione del martirio per portare avanti la causa islamica. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Con la cronaca ora andiamo a Padova per raccontare la storia di un'infermiera che è stata arrestata dai carabinieri. La donna è accusata di avere rubato le tessere bancomat di anziani ricoverati in una casa di cura ai quali poi rubava i soldi. Sentiamo. I carabinieri del comando provinciale di Padova, al termine di un'indagine, hanno arrestato in flagranza un'infermiera di nazionalità rumena che si era appropriata della carta bancomat di un ultrasettantenne infermo che da tempo soggiornava presso una struttura assistenziale di Padova. La donna è ritenuta responsabile anche di furti e prelievi fraudolenti per svariate migliaia di euro effettuati in pochi mesi con carte di credito e di pagamento rubate ai pazienti che erano stati affidati alle sue cure. Ed ora la pagina politica, perché continuano le reazioni al voto di domenica scorsa. Ieri sera ospite di Ferdinando Avarino a 20:10 Jacopo Berti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto da alcuni di queste persone la rinuncia alla proclamazione, che quindi vuol dire che rientrano tra gli eletti ma non verranno proclamati parlamentari della Repubblica. Chi invece non ha firmato questa rinuncia... Silvia Benedetti l'ha firmato? Non è dato a me sapere perché sono documenti personali, però è tenuto a Roma dall'ufficio elettorale, per questioni anche di privacy. E nel momento in cui uno non avesse fatto questo, io confido anche nella dignità personale di fare un passo indietro, visto che uno non rappresenta più un partito, un movimento, una forza politica che lo ha eletto. Io sono per il vincolo di mandato. Se non ti riconosci più in questa forza politica, nessun dottore ha mai obbligato nessuno a fare politica o il parlamentare e te ne torni a casa. Chiaro. Cosa c'è nel futuro di Jacopo Berti? Nel futuro di Jacopo Berti ci sono altri 2 anni di sicuro in Regione Veneto, perché insomma ho avuto la fortuna e il piacere di poter essere eletto come consigliere regionale. Però non per forza la politica a tutti i costi, non deve essere una smania e non deve essere neanche il posto, deve essere il tentativo di cambiare le cose e anche di vedere se si riesce veramente a incidere e di dare anche la possibilità a qualcun altro di fare la propria parte. Quindi potrebbe fare altro fra 2 anni? O restare alla Di Battista a fianco al movimento, non candidato? Si fa politica tutti i giorni, io mi impegno tantissimo, io vengo dall'attivismo e quella è fare la vera politica, è mettersi in gioco, risolvere un problema e portare a casa il risultato. Quindi si deve mettere in gioco di nuovo per una nuova legislatura? Ma non necessariamente all'interno delle istituzioni, si fa tantissima politica anche stando fuori, penso ai comitati che hanno combattuto per la questione delle banche piuttosto che la questione della coinquinata dei FAS, mica sono tutti all'interno delle istituzioni, le istituzioni sono una parte della politica. Ed ora il Partito Democratico, abbiamo perso e stiamo all'opposizione, così Nicola Pellicani eletto alla Camera nel proporzionale dopo la sconfitta nel Collegio di Venezia. Siamo su posizioni diametralmente opposte, siderali direi, sia con la Lega e sia con i 5 Stelle. Chiude a possibili alleanze con le forze politiche uscite vincitrici dalle urne il neodeputato PD Nicola Pellicani. Abbiamo perso queste elezioni, scandisce, e il nostro posto è all'opposizione. Noi abbiamo fatto una proposta politica chiara agli elettori, gli elettori hanno democraticamente votato e hanno fatto delle scelte. Adesso noi siamo all'opposizione, siamo ovviamente disponibili a parlare con tutti, ma al momento io non vedo condizioni per alleanze con nessuno. Il compito di proporre un governo, spiega Pellicani, spetta a chi ha ottenuto democraticamente la fiducia degli italiani. Tocca dunque a Lega e 5 Stelle cercare la soluzione al complicato rebus uscito dalle urne. C'è i 5 Stelle
che hanno vinto soprattutto al centro e al sud, e al nord che si è affermata in particolare la Lega. Quindi un'Italia divisa. Io mi auguro che chi fa delle proposte per il governo del Paese lo faccia anche nell'idea di ricucire queste due Italie che ci riconsegna questo voto. Quanto a noi, sostiene il deputato, dobbiamo aprire un grande cantiere nel segno del riformismo per ricostruire il partito che si deve mettere innanzitutto in ascolto di tutte quelle fasce sociali che non ci votano più, a partire dalle periferie. Io credo intanto che le dimissioni del segretario sia un atto dovuto di responsabilità, perché di fronte a questo risultato elettorale dobbiamo solo riflettere, ma aprire una discussione ampia e franca tra di noi, se vogliamo tornare a rappresentare tutto quell'elettorato che non ci ha dato fiducia in queste elezioni. E per il boom di successo della Lega alla tornata elettorale è stata eletta con sua stessa sorpresa Nadia Pizzol, 65enne leghista di Marcon, che ora andrà al Senato. Sentiamo. È un grande risultato prima di tutto per la sezione di Marcon della Lega. Io ho portato molto volentieri l'istanza e la candidatura di Nadia, ci abbiamo creduto fino alla fine, il risultato è un risultato inaspettato che ci dà veramente tanta soddisfazione, e auguro in presenza di Nadia tante soddisfazioni per questo incarico. Grazie. Un risultato che è arrivato con grande sorpresa per Nadia Pizzol, 65enne di Marcon, eletta al Senato grazie al collegio plurinominale. Imprenditrice in pensione, ha beneficiato del boom leghista in Veneto, con così tanti voti che i candidati sono andati presto esauriti. 2 risultavano già eletti all'uninominale e gli altri 2 non bastavano soddisfare l'esigenza di coprire i 3 seggi che spettavano al partito. E per Pizzol è arrivata la bella notizia. Mi sono sentita con molta responsabilità, soprattutto perché bisogna mantenere le promesse, e siamo tutti, non solo io ma anche tutti gli altri che sono stati eletti, fortemente motivati a portare avanti le istanze del Veneto e degli italiani, perché vogliamo ritornare come quelli che eravamo una volta. Vogliamo che i nostri giovani continuino a sperare, che i nostri figli continuino a sperare in un futuro. Fondatrice della sezione locale del partito e capogruppo in consiglio, Pizzol si aggiunge al successo delle altre donne leghiste del territorio che andranno a Roma. Siamo abbastanza donne e sono veramente contenta, ci troveremo bene, lavoreremo in sinergia, prima per portare avanti l'autonomia del Veneto, che questa è una delle cose più importanti, direi, che dobbiamo fare per poter realizzare e concretare veramente le istanze di autonomia che sono venute dal territorio, come si è visto il 22 di ottobre e che io ho sempre sognato. E poi spero che Salvini riesca a fare un governo che trovi la quadra, e poi partiremo. Giovedì 8 marzo, festa della donna, giornata internazionale dedicata alla donna. In più di 70 paesi del mondo è in corso uno sciopero delle donne organizzato da diversi movimenti femministi, e in Italia da non una di meno, soprattutto per dire basta alla violenza sulle donne. Sono molte anche nel nostro territorio le iniziative in questo senso, organizzate da sindacati, comuni, associazioni femminili. Ve ne parleremo nel corso delle varie edizioni provinciali dei nostri telegiornali di questa sera. Intanto l'8 marzo di quest'anno sarà ricordato anche purtroppo per lo scempio di molti alberi di mimosa in diverse città della nostra regione ad opera dei venditori abusivi. Vediamo cosa è successo in via Cappuccina a Mestre. Quest'anno è stato peggio degli anni scorsi, perché se la vedete hanno fatto veramente la strage. Lì sotto ho trovato un ramo tirato giù, hanno fatto il disastro. Noi siamo stati qui fino alle 9 a fare il picchetto e poi sono passati altri alle 11 a mezzanotte ed era ancora quasi integra. Avevano già fatto un po' di danni, ma insomma sopportabili. E poi ce l'ha detto una neturbina, li ha visti che lì in via Fiume, a 100 metri da qui, si stavano dividendo tutti i mazzetti per venderceli per la festa della donna. Mi ricordo gli altri anni non erano mai arrivati a rompere i rami, c'è un ramo intero, quest'anno c'è uno scempio,
rotto mezza pianta per togliere dopo le piantine un po' alla volta, cioè i rametti un po' alla volta. A nulla sono valsi i presidi notturni dei cittadini, perché anche quest'anno la rigogliosa mimosa di via Cappuccina a Mestre è stata distrutta da chi vorrà vendere il classico mazzetto per strada in occasione della festa della donna. L'invito è: non compriamo le mimose se non dai fioristi, non compriamole per la strada perché sono state rubate tutte, a chiederci €1, €2, €3 anche, per onorare le donne. Ecco, non è il modo di onorare le donne, anche le donne devono rifiutare questo tipo di mimose qui. Sforziamoci di non comprare questi elementi che ci bloccano, che ci fermano i semafori. Un appello che i cittadini sperano venga seguito sia per contrastare l'abusivismo sia verso uno scempio che si ripete ormai da anni e che quest'anno ha raggiunto l'apice. Ci dice il botanico che abbiamo interpellato prima che è possibile che l'anno prossimo non rifiorisca, perché l'hanno talmente distrutta, era alta 3 metri più di come la vedete adesso, insomma, hanno proprio tirato giù l'albero. Ancora cronaca da Padova, un cane pitbull libero in stazione, la proprietaria ricercata per rissa e arrestata. Serata movimentata per la polizia ferroviaria, vediamo. Quando hanno visto il cane che girava per la stazione senza guinzaglio né museruola, gli agenti della Polfer si sono allarmati, tanto più che l'animale era di grossa taglia, un pitbull dall'aria minacciosa. La vicenda è finita con l'arresto della proprietaria, una padovana nata a Brunico di 43 anni, già nota alle forze dell'ordine, che si aggirava con il cane tra i tavoli di un bar della stazione e che quando si è seduta per una consumazione l'ha lasciato libero, seminando paura tra i viaggiatori in attesa. La polizia ha identificato la ragazza, scoprendo che risultava colpita da un ordine di arresto del 26 febbraio per rissa. I poliziotti dunque con prudenza hanno invitato la donna a seguirli in ufficio con il pretesto di eseguire alcune notifiche e portando via anche il cane, che poi con guinzaglio e museruolo è stato affidato a un conoscente della donna. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Verona, ma lungo la strada ha commesso anche i reati di resistenza, violenza e oltraggio nei confronti degli agenti. Ed ora la pagina della salute con la ricusazione di un medico nei confronti di un paziente. Tutto è accaduto a causa di un post su Facebook. Sentiamo. Mamma di Castelfranco Veneto troppo premurosa al punto da aver apostrofato sui social la pediatra del suo bimbo di scarsa presenza, sfogo divenuto critica che non è certo piaciuta al medico che ha ricusato la paziente, a sua volta invitata dall'azienda sanitaria a cambiare il pediatra per il proprio figlio. Infatti, come riporta il direttore generale della ULSS di Marca, Francesco Benazzi, quello tra medico e paziente è un rapporto fiduciario. Se un paziente non ha più fiducia può cambiare medico, così anche il medico può ricusare il paziente. Il fatto che la ricusazione sia stata causata da un post su Facebook, secondo un altro medico della zona, è comprensibile. Evidentemente il medico si è sentito offeso. Quando viene meno il rapporto di fiducia, il medico potrebbe non sentirsi nella condizione di curare il paziente. Un aggiornamento ora che ci arriva da Padova. Don Andrea Contin, l'ex parroco di Busiago di Campo San Martino, accusato di violenza privata aggravata per lo scandalo a luci rosse in canonica, è stato dimesso dallo stato clericale, lo annuncia il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, spiegando di aver informato l'interessato lo scorso 3 marzo ed oggi il clero locale. La decisione è stata notificata al vescovo dalla congregazione per il clero presieduta dal cardinale Beniamino Stella. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Padova perché ha aperto i battenti all'Interporto, la prima fiera dedicata alla logistica sostenibile, e Padova si candida a diventare capitale green.
Padova si candida a diventare la città più green d'Italia. Tram, bici elettriche, bike e car sharing, l'interporto più sostenibile del paese. E da questi giorni anche una fiera dedicata alla logistica a misura d'ambiente. Green Logistic Expo, un evento che ha visto già 236 adesioni, fatto di intermodalità, logistica industriale, real estate, e-commerce. Una fiera che diventerà internazionale, alternativa alla nota Transport Logistica di Monaco. Padova diventerà l'alternativa italiana europea a Monaco. Oltre 50 gli eventi, ad aprire il convegno sulle nuove frontiere green dell'intermodalità con la D di Ferrovie dello Stato, Confindustria, l'Unione Interporti, perché protagonista della fiera è stato l'Interporto di Padova. Ciliegina sulla torta sono proprio le 4 gru a portale che oggi inauguriamo, che sono costate un investimento di 22 milioni, ma che l'Interporto ha retto con l'aiuto di soci. 4 gru elettriche che significano 400 kg di anidride carbonica in meno. Abbiamo il più grande tetto fotovoltaico d'Italia, produciamo più energia elettrica di quella che serve a tutto l'Interporto. Quel che manca al momento al più green degli interporti d'Italia e a un territorio che vive di export è una rete ferroviaria all'altezza. C'è un protocollo di intesa, una commissione che sta lavorando su questo. L'Interporto cosa chiede alle ferrovie? Noi chiediamo come primo intervento la possibilità di raddoppiare il binario che va verso la stazione e poi di migliorare i raccordi per il traffico verso est. E verso il porto di Venezia. Renato Mazzoncini, Ferrovie dello Stato, era lì. Ed ora l'arte con le opere dell'artista di Marostica Daniele Marcon in mostra alla Galleria Civica di Bassano del Grappa. Ha aperto i battenti sabato con un boom di presenze la personale di Daniele Marcon, allestita sino al 16 aprile alla Galleria Civica di Bassano. Opere intense, intimistiche, spirituali, tra linee, geometrie, colori e sfumature che puntano a emozionare il visitatore, prendendolo per mano e toccandogli le corde dello spirito, facendogli guardare i lavori dell'artista marosticense con il cuore e l'esperienza del singolo. Perché ognuno, ponendosi dinanzi alle tele di Marcon, trae un insegnamento, coglie un messaggio, ascolta una melodia, ripercorre con la mente un momento passato. Le opere non hanno titolo volutamente, ci spiega la direttrice dei musei civici Chiara Casarin. Il visitatore si sente subito richiamato a entrare in dialogo con il dipinto e con l'opera e poi immediatamente trovarci qualche cosa di suo. L'assenza del titolo in realtà corrisponde anche all'assenza della forma. L'assenza di indici di rappresentazione ci permette di concentrarci sul colore e il colore non prevede titolo e anche se noi volessimo dare titoli a questi dipinti potrebbero essere semplicemente delle descrizioni delle scale cromatiche o di luce che trattengono, che respingono questi singoli cromatismi, ma non sarebbe un modo per lasciare libero il visitatore di vedere quello che lui stesso vuole vedere. È un modo per Daniele Marcon di lasciare libera la sua arte, di far sì che il visitatore di questa mostra veda in ciascun dipinto quello che più riconosce. Possono essere gli occhi di qualcuno che ama, possono essere dei paesaggi che ha visto e possono essere anche dei momenti di luce particolari della giornata o delle stagioni. Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione. Subito dopo il TG torna ore 13. Oggi, come ogni giovedì, torna l'appuntamento con gli esperti della CGIL. Parleremo di 730 e di novità fiscali. Le scadenze riguardano anche IMU, TASI, IRPEF. Ospiti in studio Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso, e Pierluigi Cacco, AD di Servizi Treviso, Giuliana Maffei, responsabile fiscale Servizi Treviso, Graziano Basso, responsabile fiscale di Treviso Servizi. Certamente oggi poi non si può non parlare di donne e di emancipazione femminile. E poi questa sera vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, ospite di Ferdinando Avarino sarà Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto. E poi in prima serata, a partire dalle 21:15 su Antenna 3, l'atteso appuntamento con la diretta dedicata al processo alla vecchia di metà Quaresima, diretta quindi con le immagini e le voci da Ponte Dante a Treviso. Vediamo. Ed ecco l'applauso con questo fuoco
Noi ci liberiamo! Una delle tradizioni più antiche della Marca per il perpetuarsi della tradizione, e poco importa che il capriccio del caso abbia fatto in modo che lei, la Veccia, quest'anno venga processata e mandata a rogo proprio nel giorno dedicato alle donne, l'8 marzo. Alla tradizione non si comanda e la tradizione è ferrea, secondo il giovedì di Quaresima, da sempre. Ed anche quest'anno il processo è a Veccia, in scena a Ponte Dante, vede la protagonista principale con un nome che è tutto un programma. Checca Prometto, vedova Mantegno, recita l'epigrafe affissa in questi giorni che continua. Lo annuncia quei pochi bottegheri che insieme ai supermercati, latterie, formaieri e osti idopera tutti il lievito per aumentare i prezzi. Tutto secondo copione per l'evento che compie 52 anni nella sua kermesse moderna a Ponte Dante e attira dalle 3 alle 4.000 persone. Uno spettacolo unico e una festa immancabile, quella organizzata dal gruppo folcloristico trevigiano, con la collaborazione di tante associazioni del territorio, come il gruppo storico Selva Nostra e gli immancabili alpini, con il contorno di panini, pinza e vin brûlé. In attesa del processo vero e proprio, l'accusa sostenuta dal conte Calsina, la difesa condotta da Ildebrando Ugoni Mega e poi la sentenza del giudice Saltabussola Tarquinio. Qualche anticipazione sulle motivazioni dell'accusa, dal nuovo regolamento del verde alle piste ciclabili, a Piazza Santa Maria dei Battuti e Piazza Rinaldi, solo alcune delle frecciate in arrivo per Checca Prometto, le magagne cittadine da denunciare. Introduzione dell'evento con balli e canti dalle 20:30, il processo vero e proprio a partire dalle 21:15 e le telecamere di Antenna 3 saranno proprio in diretta da quell'ora e fino alla fine attorno alle 22:40 per mostrarvi e raccontarvi minuto per minuto la grande tradizione del processo a Veccia che affonda le radici dal fine 800 per mantenersi sempre viva. Un racconto per immagini e voci, quello di domani sera, da non perdere assolutamente. E appuntamento dunque questa sera in diretta, la lunga diretta, a partire dalle 21:15, dedicata al processo a Veccia del Ponte Dante a Treviso. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è davvero tutto per questa edizione. Ci salutiamo come sempre con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Festa della donna all'insegna del sole, il tempo concederà una breve pausa primaverile con temperature decisamente miti. Nel dettaglio sul Veneto, grazie alla rimonta dell'anticiclone, sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo, ampio soleggiamento su tutti i settori dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 12 e i 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.